Marijuana in mezzo ai salami? Sì, la marijuana era detenuta in una cantina che era... Forse pensava di proporre una nuova specialità nel mondo degli insaccati, ovvero i salami alla marijuana. Il 42enne agricoltore arrestato nella sua cascina di Marcon per detenzione ai fini di spaccio di 20 kg di stupefacente. 80.000 euro più o meno il valore che, sommati agli altri 10.000 per poco meno di un chilo di eroina, fa uno dei sequestri più consistenti della narcotici trevigiana. Una squadra speciale da tempo sulle tracce non tanto del veneziano quanto di un albanese di 32 anni, definito la Primula Rossa per la capacità di sfuggire ad alta velocità ad ogni pedinamento dei poliziotti. Almeno fino a domenica sera, quando il giovane si è schiantato in pieno centro a Quarto d'Altino. Fa un incidente in quel di Quarto d'Altino, 100 a 130 orari, sfonda tutto, finisce contro un palo della luce, abbatte segnali stradali, insomma un putiferio. L'albanese viene recuperato dal veneziano che lo porta nella cascina e a quel punto gli investigatori capiscono che il magazzino di rifornimento per lo spaccio è tra stalla e vigne. Dalla perquisizione non solo saltano fuori questi pacchetti, ma anche 3 fucili perfettamente funzionanti che lì proprio non ci dovevano stare. Ci sono dei fucili in merito ai quali vengono svolti attualmente degli accertamenti per verificarne la legalità della detenzione. Intanto porte aperte del carcere lagunare di Santa Maria Maggiore per i 2 protagonisti con varie accuse, a partire, manco a dirlo, detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. Altro che salami alla marijuana.